Si riprende a giocare con la battuta di Borgogelli, riceve bene però Vicenza, il pallonetto di Arighetti fermato a muro, ora il contrattacco è affidato a Borrelli, difende però un ottimo pallone Elisa Togut, il palleggio di Ziro Lieto per Arimattei, attacco sporcato dal muro ma arriva molto bene Borrelli che ora deve attaccare senza rincorsa ed è vincente questo attacco di Borrelli, 8 pari dunque nel corso del primo set tra Iesi e Vicenza. La palla in zona di servizio è in mano a Dalligna, la sua battuta a cercare Arimattei, riceve bene, poi Barenova per Riscelova, appoggia sul muro ed è vincente il capitano rossoblu Marcella Riscelova. Vediamo ora inquadrata a prestarsi alla battuta, 9-8 conduce Iesi. Si sposta in fondo al campo per la battuta flot, cercare ancora Takahashi, presa molto di mira dalle battute dal servizio di Iesi. Probabilmente una scelta tattica questa di mister Lele Fracascia. 9 pari, Borrelli riceve Arimattei, bene Marinova per Togut, il suo attacco toccato dal muro, finisce out ed è punto Monteschiavo, 10-9, mantiene questo piccolo punto di vantaggio a Monteschiavo Maccamarca Iesi che ora va al servizio con Nelly Marinova. Suo servizio riceve ancora Takahashi, all'indietro Dalligna per Gerisilo che va a segno, non riesce a tenere la difesa di Giulia Borgogelli. Di nuovo in parità, 10 pari. Tanto diamo uno sguardo alla classifica che vede, dopo l'anticipo giocato ieri tra Novara e Perugia, vede Novara condurre con 51 punti, a seguire Bergamo e Pesaro a 49, Despa e Perugia si avvicina 45, poi al quinto posto la Monteschiavo Banca Marche Iesi che a questo punto ha ben poche speranze di raggiungere il quarto posto. A seguire Big Mat Caracolchieri a 32, Vicenza a 30 che cercherà appunto di far più punti possibili qui in terra marchigiana per poter scavalcare proprio Chieri. Continuando vediamo Santeramo e Padova che lottano per raggiungere i playoff. A seguire Forlì e in matematica retrocessione c'è Arzano e soprattutto Tortolì. Arzano, a dire il vero, ha ancora qualche speranza di riuscire a salvarsi. Intanto l'errore in battuta di Arimattei porta la situazione del primo set sull'11 pari. Servizio Ivana Gerisilo, batterà come di consueto al salto. Vediamo la ricezione di Arimattei, buona, Marinova per Oldrich, un attacco al centro per lei, palla giudicata in campo dall'arbitro e dal guardalinee, anche se a noi è parsa leggermente fuori, ma comunque punto per Iesi, 12-11. Poche le proteste di Vicenza, anche vista la situazione di punteggio che è ancora all'inizio del primo set dell'incontro. Si può procedere, pronta in battuta Erin Oldrich, la statunitense centrale, che va a battere su Borrelli. Dalligna indietro per Paccagnella, il suo attacco finisce direttamente out. Quindi Iesi che allunga più 2, 13-11 per la Monteschiavo Banca Marche Iesi. Ora al servizio con Erin Oldrich. Che attende disposizioni dall'arbitro che sta discutendo con il suo secondo. Oldrich, Borrelli riceve male, l'attacco di Riscelova però viene difeso da Gerisilo. Ora Takahashi da ferma, Murata ancora Dalligna per Takahashi, la sua palla in due tempi ma arriva bene Borgogelli. Ora Togut infila questo attacco di potenza e quindi è punto, 14° punto per Iesi, situazione quindi primo set di 14-11 e Manu Benelli chiama immediatamente time out.
Si ritorna in campo, siamo al Palatricoli di Iesi nel corso del primo set tra Monteschiavo Banca Marche Iesi e Minetti Infoplus Vicenza. Situazione di 14-11, l'attacco ora di Stefania Paccagnella porta la situazione sul 14-12 a condurre i giochi alla Monteschiavo Banca Marche Iesi, che ora dovrà ricevere sul servizio della giapponese Takahashi. Sua battuta in salto, va a cercare ancora Rimattei, difficoltà di ricezione per lei, ma Iesi in qualche modo si salva. Ricostruzione di Vicenza affidata a Paccagnella, ora Ricelova per Togut, Murata, ma c'è Marinova attenta, ancora Togut, sua palla alta, spinta al centro del campo e mette a segno un altro punto Elisa Togut, che ha iniziato molto bene questo incontro con un primo set, con questa prima metà del primo set molto efficace. 15-12, la stessa friulana al servizio. Sua battuta in salto, riceve bene De Gennaro, all'indietro da linea per Paccagnella, a segno, quindi torna a -2. Minetti Infoplus Vicenza, 15-13, la Stefania Paccagnella al servizio. Ricezione di Zilio, Marinova per Borgogelli, il suo attacco finisce direttamente fuori, quindi non trova il rettangolo di gioco. Giulia Borgogelli probabilmente ha cercato le mani del muro senza riuscirci, quindi accorcia leggermente le distanze Vicenza, 15-14. Riceve Rimattei, Marinova per Togut, attacco vincente, nessuna posizione da parte del muro vicentino. E quindi arriviamo velocemente al secondo timeout tecnico. Situazione recita 16 Monteschiavo, 14 Minetti Infoplus Vicenza. Iesi Vicenza, 21esima giornata Fidomessi Volley Cup 2005-2006, in campo Iesi appunto contro Vicenza. Primo set 16-14 per Monteschiavo Banca Marche Iesi, 17-14 in questo momento per il fallo a rete commesso da Vicenza, quindi Iesi che sale a +3, massimo vantaggio fino a questo momento della formazione di casa, che andrà a servire nuovamente con Giulia Borgogelli, chiamata a sostituire Ljuba Kilic. Tacco ora di Arrighetti, arriva però bene Borgogelli in difesa. Ora vediamo la ricostruzione di Vicenza nelle mani di Dalligna per Borrelli, attacco vincente sulle mani del muro formato da Ricelova, Marinova, quindi riduce il vantaggio Iesi, 17-15. Eccezione di Borgogelli poco precisa, Rimattei, ancora Righetti, ma brava la Monteschiavo a salvarsi in questo caso. Tacco vincente della numero 3 vicentina Gerisilo. Ancora un altro punto rosicchiato dalla squadra ospite nei confronti di Iesi, 17-16. Si fanno sentire i supporters di Vicenza. Ricezione è di Zilio, bene, Marinova dietro per la fast di Ricelova, capitano rosso-blu, vincente in questo attacco, e quindi Iesi ritorna a far punti. 18-16, la stessa Ricelova andrà a servire. Vicenza avrà a disposizione l'attacco a 3 per cercare di riavvicinarsi a -1. Ricezione di Takahashi, Dalligna per Gerisilo, l'attacco difeso però molto bene da Togut. Rimattei, attacco vincente di Sofia Rimattei, non riesce a difendere questo pallone Takahashi, e c'è nuovamente time out, tempo chiesto da Manu Benelli sul punteggio di 19-16. Si riprende a giocare dopo il timeout chiesto da Manu Benelli, allenatrice della Minetti Infoplus Vicenza, e si ritorna appunto nel corso del primo set, 19-16 per Iesi. Ora l'attacco di Borrelli, ma difende bene Iesi, poi Marinova prova a contrastare l'attacco di Gerisilo senza riuscirci, quindi Iesi ritorna a +2 contro una Vicenza combattiva. 19-17, il servizio è Valentina Borrelli. Riceve Borgogelli, problemi per lei, l'attacco di Togut, questa volta difende bene Vicenza che contrattacca con Takahashi, palla appoggiata stile beach volley, ma a segno non arriva Borgogelli, quindi si riporta a -1 la Minetti Infoplus Vicenza, che ora chiama un cambio.
La sostituzione riguarda Takahashi che esce per far posto a Katarzyna Skowronska, campionessa europea. Ed ora c'è invece il tempo chiamato dalla squadra di Jesi con Fracascia che cerca di dare consigli alle sue. Punteggio primo set 19 Jesi, 18 Vicenza. Di nuovo schierate le formazioni, siamo sul finire del primo set 19-18, ancora tutto da stabilire. Jesi attacca con Erin Aldrich, il suo splendido salto veramente molto molto alto, mette a terra il 20° punto per Jesi, quindi 20-18 nei confronti di Minetti Plus Vicenza. Ora di nuovo il cambio, esce Skowronska per Takahashi, quindi Jesi a +2 che va a servire con Marinova, sua battuta a cercare Borrelli da linea come può per Arrighetti, poi pasticcia Aldrich ma c'è una doppia fischiata alla giocatrice di Vicenza. Timide proteste da parte di Arrighetti e compagni, ma Manu Benelli chiama alla calma. Stessa cosa fa l'arbitro, riprendiamo quindi il gioco sempre con Marinova su De Gennaro. Riceve sul terzo metro, poi Takahashi, attacco vincente di Mikumi Takahashi. Quindi Vicenza torna a -2, 21 Jesi, 19 Vicenza. Arrighetti, Arimattei, Marinova, Togut sopra il muro vicentino e quindi 3 punti di vantaggio per Jesi, 22° siglato da Togut, 22-19. Servire per Jesi è Sofia Arimattei. Palla che finisce direttamente out, secondo errore per Sofia Arimattei, veramente forse un po' troppi considerando una battuta non particolarmente rischiosa. Comunque 22-20, Jesi conduce sempre per 2 punti di vantaggio. Gerisilo su Zilio, l'alzata di Marinova per Togut, difende questa volta Vicenza, poi si salva in qualche modo Jesi, ma a pasticciare questa volta è Stefania Paccagnella che blocca il pallone con fra la mano e la rete. 23-20, mentre assistiamo alla sostituzione soprattutto per alzare il muro fra Iliana Petkova che entra a far posto, anzi scusate, entra Petkova al posto di Borgogelli, quindi una prima linea molto molto alta per quanto riguarda Jesi che ha 3 giocatrici sopra il muro del 1,90 m di altezza. Questo attacco finisce out ma viene toccato dal muro jesino, quindi Vicenza di nuovo a -2, mentre vediamo l'ingresso nuovamente di Borgogelli per Iliana Petkova. 23-21. Takahashi riceve Borgogelli, bene, Marinova indietro per Togut, vincente Elisa Togut, 24° punto. La stessa Elisa Togut si incarica ora del servizio sul primo set point dell'incontro in favore di Jesi. Riceve De Gennaro, da linea per Borrelli, a segno, primo set point annullato, 24-22. Stefania Paccagnella al servizio, batterà Flott da fondo campo, la ricezione di Arimattei sbagliata, poi Zilio non si intende con le compagne, alza in una zona dove non c'era nessuno. Borrelli, il suo attacco vincente, colpisce praticamente Giulia Borgogelli. E quindi un altro set point annullato, 24-23 per Jesi. Emanuele Fracascia non può che chiamare time out. Fasi conclusive di questo primo set che proprio su questo finale sta vivendo le sue emozioni più grandi. 24 Jesi, 23 Vicenza che può ora contrattaccare con Paccagnella, ma difende bene Jesi. Riscelova, il suo pallonetto, arriva però Vicenza, contrattacco è di Borrelli, difende questa volta Arimattei, ci prova Togut, il suo attacco è a segno.
A terra il pallone è schiacciato da Elisa Togut di seconda linea, quindi di forza Iesi conquista il sudato primo set contro la Minetti Infoplus Vicenza con il punteggio di 25-23. Vicenza Più, il settimanale che aiuta il quotidiano. Ogni sabato Vicenza Più, ti aiuta ad approfondire il quotidiano. Vicenza Più Donna, Vicenza Più Aziende, Vicenza Più Sport, Vicenza Più Cultura, Vicenza Più Giovani, Vicenza Più Mode, Vicenza Più Tua, ogni sabato in edicola a 50 centesimi o compresa nel prezzo di eventi cittadini. Vicenza Più approfondisce l'informazione e proietta Vicenza più avanti. Tutti i sabati in edicola e in città. Vicenza Più, più liberi di sapere. Formazioni di nuovo schierate in campo, siamo nel terzo set, Iesi conduce 8-4 nei confronti della Minetti Infoplus Vicenza. Primi due set terminati 25-23, entrambi in favore delle iesine. E intanto quinto punto di Vicenza con Paccagnella. Takahashi. Sua battuta in salto cerca Borgogelli che riceve molto bene, ma rinnova per Togut, il suo pallonetto arriva in qualche modo Vicenza, ma può ricostruire Iesi. Marinova per Rishelov, il suo pallonetto, questa volta pallonetto che cade a terra, 9-5, Iesi torna a più 4. Dicevamo appunto dell'iniziativa di oggi, quella riferita all'azione benefica di Cifa a favore dei bambini, quindi questa importante iniziativa alla quale potrete anche aderire. 9-6 intanto per Iesi. Paccagnella. Incomprensione fra Zilio e Ari Mattei, non si intendono le due, quindi errore ricezione e ace, contemporaneamente ace di Paccagnella, quindi 9-7. Vicenza sale a -2, ancora la battuta di Paccagnella, ancora in difficoltà Zilio. Borgogelli non trova il campo e quindi -1. 3 punti consecutivi di Minetti Infoplus Vicenza. Il palatriccoli di Iesi si fa sentire in qualche modo, cerca di sostenere le proprie ragazze, stanno vivendo un attimo di blackout, soprattutto in ricezione, ancora una volta problemi per Ari Mattei. Pallonetto di Borgogelli, Dalligna si salva, Gerisilo come può dall'altra parte della rete, ora ci pensa Capitan Rishelova che però viene difesa ed ora Borrelli gioca con il muro avversario e mette a terra questo pallone che a questo punto dello scambio scottava davvero. 9 pari, 4 punti consecutivi. E ovviamente Lele Fracascia chiama time out, tempo 9 pari, terzo set. Si riprende terzo set, 9 pari, Paccagnella riceve Zilio, bene questa volta, ma rinnova per Rishelova, primo tempo vincente questo del capitano rosso-blu, quindi ha fatto bene alle brilline questo tempo chiamato dal loro allenatore Lele Fracascia, 10-9 a condurre i giochi alla Monteschiavo Banca Marche Iesi. Dopo i 4 punti consecutivi messi a segno dalla Minetti Infoplus Vicenza, ora Arrighetti fa riportare in parità la situazione dei punti questo terzo set e manda al servizio Dalligna, giovane palleggiatrice che sostituisce Maddalena Sliva, messa fuori rosa da Benelli e Coviello. De Gennaro di là. Ora Zilio, Marinova, Togut, il pallonetto difeso però bene da Vicenza che contrattacca con Borrelli, a segno Valentina Borrelli. Vincente questo attacco di Borrelli e quindi c'è il sorpasso di Vicenza per la prima volta nel corso di questo terzo set. Vicenza conduce i giochi su una Iesi in leggera difficoltà. Ora ricezione buona per Zilio, Ari Mattei in pallonetto, non va a terra il pallone neanche per quanto riguarda Vicenza, ci riprova Ari Mattei ma De Gennaro si fa trovare pronta, Dalligna, poi confusione sotto rete, il pallone
che finisce a terra nel campo vicentino, quindi 11 pari, ristabilita la parità. Ricelova, capitano rosso-blu, alla servizio, la sua battuta su De Gennaro, Dalligna all'indietro per Borrelli, difende molto bene Marcella Ricelova, ora Togut di potenza non riesce però a chiudere. Ci prova ora Gerisilo, ma Togut ancora pronta in difesa. Arimattei, il suo attacco diagonale vincente. Sofia Arimattei. Arimattei che dunque conquista il 12° punto di squadra. Iesi che torna a condurre 12-11. Ricelova. Insidiosa la sua battuta, ma ottima De Gennaro, da ferma Gerisilo. Viene però murata da Erin Aldrich, quindi Iesi torna a condurre con 2 punti di scarto. Dopo questo muro di Erin Aldrich, Manu Benelli chiama time out, terzo set, 13-11, conduce per quanto riguarda i set Iesi 2-0. Marcella Ricelova, sua battuta su Borrelli, Dalligna per Gerisilo, assegno Gerisilo sulle mani del muro più basso della Monteschiavo, ovvero quello di Nelly Marinova, regista rosso-blu. Vicenza che torna a -1, 13-12 nel corso di questo terzo set. Borrelli, Borgogelli, Marinova indietro per Togut, direttamente in rete il suo attacco, un po' bassa la palla alzatale da Nelly Marinova. 13 pari, dunque ristabilita la parità. Vicenza che rimane aggrappata alle avversarie, così come è stato nel primo e non da meno nel secondo set. Arimattei di forza sul muro di Takahashi, quindi 14° punto Iesi che torna nuovamente a +1. 14 Monteschiavo Banca Marche Iesi, 13 Mineti Infoplus Vicenza. Nelly Marinova, la regista bulgara di Iesi, battuta su Borrelli, Dalligna per l'attacco completamente out, questo di Gerisilo, che non ha un buon impatto con il pallone e dunque Iesi torna a +2. Piccolissimo margine di sicurezza per le rossoblu che ora vanno a servire con Marinova, ma il contrattacco è affidato all'errore, erroraccio oseremmo dire, di Gerisilo, che poi calcia il pallone, viene richiamata dall'arbitro. Dunque secondo timeout tecnico, punteggio di 16 Iesi, 13 Vicenza. 16-13 per Iesi, mentre abbiamo assistito al cambio di una spenta Gerisilo, al posto della quale è entrata la polacca Skowronska. Sezione di Borrelli, la linea per Takahashi, difesa però di Borgogelli, l'attacco ora affidato a Sofia Arimattei che mette in campo precisamente sulla linea questo pallone, quindi Iesi allunga ancora, va a +4 con il punteggio di 17-13. Il servizio era affidato a Nelly Marinova, batte corto su Skowronska, riceve così e così, Dalligna per Takahashi, arriva Zilio, ma poi non riescono le compagne a tirare su il pallone, quindi respira la Mineti Infoplus Vicenza. 17 Iesi, 14 per la squadra di Manu Benelli. Arrighetti, out la battuta di Arrighetti, dunque nuovo punto per Iesi, 18-14. Partita strana con tanti errori da entrambe le parti. Aiuta il nastro questa battuta di Arimattei, poi Skowronska mette tutti a tacere con questo attacco vincente, sfruttando il muro avversario. 18-15, ancora aperto questo terzo set, solo 3 i punti di distacco fra le due formazioni. Ora inquadrata la bellissima polacca Kasia Skowronska, che andrà a servire con il suo consueto servizio in salto, riceve bene Arimattei, Marinova all'indietro per la combinazione veloce di Aldrich, ma la difesa di Vicenza c'è e Takahashi finalizza un'azione di rigiocata veramente impeccabile per la Mineti Infoplus Vicenza. 18-16, quindi recupera un punto la squadra di Manu Benelli. Ancora Skowronska,
riceve Zilio, bene Marinova ancora per Aldrich, attacco vincente di Erin Aldrich, salta in alto l'americana, lei stessa andrà a servire ma c'è il cambio fra Iliana Petkova e proprio Erin Aldrich, quindi il servizio sarà nelle mani di Iliana Petkova. Servizio della bulgara, ricezione di Takahashi, Dalligna, Takahashi, Murata out, molto brava la giapponesina a sfruttare il muro per fare punto nonostante stesse saltando da ferma. 19-17, dunque soli 2 punti distanziano le due formazioni. Takahashi battuta in salto, Arimattei, Marinova, Riscelova, arriva Skowronska, poi Zilio, Marinova questa volta per Borgogelli, arriva molto bene De Gennaro, poi Borrelli mette a terra il pallone dopo il tentativo di muro della coppia Riscelova-Togut. Quindi un altro punto rosicchiato da Minetti Infoplus Vicenza nei confronti della Montescavo Banca Marche Iesi, 19 Iesi, 18 Vicenza. Takahashi, Arimattei, Marinova indietro per Togut, attacco di potenza sopra le mani del muro avversario, ottimo questo attacco di Elisa Togut che ha disputato fino a questo momento una partita a dir poco perfetta, sensazionale la friulana. 20-18, gli si torna a più 2 proprio su queste fasi importantissime di finale terzo set. Dalligna per Paccagnella, ancora Paccagnella questa volta in palleggio per Borrelli, lungo linea, strepitoso questo di Valentina Borrelli, molto molto bello questa rotazione della spalla per la mancina. 20-19, torna a -1 Minetti Infoplus Vicenza, ora andrà a tentare di agganciare l'avversario con il servizio di Paccagnella, riceve Borgogelli, problemi per lei, recupera Zilio, poi Togut appoggia di là, Dalligna per Arrighetti, fermata Arrighetti da Arimattei. Borgogelli, sesta Borgogelli al servizio. Takahashi, Dalligna per Borrelli, il suo pallonetto a terra, ancora -1 per Vicenza che non molla. 21 Iesi, 20 Vicenza. Terzo set, conduce Iesi 2-7-0, Dalligna, Borgogelli, Marinova di là con il pugno ma De Gennaro poi Dalligna ed ora Borrelli che cerca il tocco del muro che non c'è, dunque non riesce l'aggancio a Vicenza, aggancio di Iesi. 22-20. La battuta affidata al capitano Marcella Riscelova. Palla altissima per Skowronska, gioca sulle mani del muro, lo fa con grande autorità, senza nessuna paura e mette dunque a segno il 21esimo punto per Vicenza. 21 Vicenza, 22 Iesi. Borrelli, battuta salto flot per lei, ricezione di Arimattei, Marinova per la seconda, linea di Togut, murata da Takahashi. E così come nei primi 2 set anche in questo terzo la situazione è di parità, 22 pari. Ancora Borrelli, riceve Borgogelli, Marinova per Arimattei, il suo attacco di potenza, prova a metterci le mani Dalligna ma senza riuscirci, quindi Iesi riconquista il vantaggio 23-22. Nelly Marinova, Borrelli, Dalligna per Skowronska, attacco di potenza, arriva però bene Zilio prima, Togut poi, applauso del Palatricoli, ancora Skowronska, colpisce la palla e colpisce anche Nelly Marinova che non riesce a tenere questa difesa. 23 pari, ancora punto a punto su questo finale di set. Vicenza in battuta con Arrighetti, Zilio, Marinova per Arimattei da posto 2, non arriva la difesa di Dalligna Skowronska e dunque Iesi
come nei set precedenti, ha in mano il primo set ball, 24-23, nei confronti di una agguerritissima Vicenza. Takahashi dal linea, Skowronska tiene bene il muro di Jesi, ancora Skowronska, il suo pallonetto, arriva Petkova, poi non si intendono Arimattei e Marinova, confusione in campo. Si dispera la schiacciatrice romana e dunque di nuovo parità, 24 pari. E c'è il time out chiamato dall'Ale Fracascia per interrompere questa situazione negativa di Jesi e questa confusione momentanea in campo. 24 pari, terzo set. 25-23 Jesi, 25-23 Jesi, 24 pari, terzo set. Kasia Skowronska, la sua battuta a cercare Borgogelli, riceve bene, Marinova indietro per Togutta, la palla è bassa, arriva De Gennaro, dal linea per Takahashi, a segno Mikuni. Takahashi, non riesce la difesa di Borgogelli, dunque dopo il set ball sprecato da Jesi con l'incomprensione fra Marinova e Arimattei, ora il punto è di Takahashi, 25-24, Vicenza ha il set ball nelle mani con Skowronska, Zilio, Marinova per Togut da ferma, il suo attacco di potenza è a segno, palla toccata dal muro, quindi Jesi riporta la situazione in parità, 25 pari, ancora tutto da stabilire nel corso di questo terzo set. La battuta è ora nelle mani di Iliana Petkova, centrale bulgara. Il suo servizio cerca Takahashi, dal linea per la stessa Takahashi, ma tiene bene il muro difesa jesino che ora contrattacca con Togut, ottima De Gennaro in difesa. Ancora Takahashi, murata, out, questa volta di poco fuori il muro su questo attacco di Takahashi, quindi 26esimo punto per Vicenza. Vicenza che si porta dunque a +1 e Takahashi ha in mano la palla del terzo set. La sua battuta cerca Arimattei, Marinova per Riscelova, difende molto bene De Gennaro, arriva in qualche modo Skowronska, palla di là, Arimattei recupera un pallone forse destinato ad uscire, poi Borgogelli, viene murata ed è punto della Minetti Infoplus Vicenza dopo questo muro su Borgogelli. Dunque non si chiude qui l'incontro, Jesi perde il terzo set, a vincerlo è la Minetti Infoplus Vicenza con il punteggio di 27-25, quindi 2-1 per Jesi, si va al quarto set. I rivestimenti di facciata eleganti e luminosi sono il nuovo volto del XXI secolo. Novello Stampaggi rinnova edifici industriali, civili e commerciali con materiali all'avanguardia resistenti nel tempo. Novello Stampaggi, esperienza e professionalità per garantire al cliente alta qualità, dalla scelta del materiale alla progettazione e lo sviluppo, fino alla messa in opera. Novello Stampaggi, il nostro successo è la vostra soddisfazione. Di nuovo in campo, quarto set, Vicenza conduce 16-14 contro la Monteschiavo Bancamarca Jesi, che ora è costretta a recuperare questi 2 punti di svantaggio. Ci prova con Oldrich senza riuscirci, ma contrattacca Borrelli per Vicenza e dunque il punto è assegnato a Jesi, che quindi respira dopo un break di 3 punti consecutivi dell'avversario e va a servire con Elisa Togut. Riceve Borrelli dal linea, all'indietro per Paccagnella, sporca il muro che tocca il pallone che finisce out. Dunque Vicenza torna ancora a +2, 17 Minetti Infoplus, 15 Monteschiavo Bancamarche. Dal linea, scusate, Paccagnella, ora l'attacco è di Oldrich, a segno finalmente Erin Oldrich dopo una serie di attacchi che non è riuscita a chiudere l'americana centrale della Monteschiavo Bancamarca Jesi. Ora finalmente ci riesce, finalmente per lei e per la sua squadra. Tanto Jesi è a -1, deve recuperare questo punto di distacco dell'avversario e ci proverà ora con la battuta di Giulia Borgogelli. Va a cercare Takahashi che riceve bene dal linea per Borrelli, la mancina che spara direttamente out questo attacco. Probabilmente aveva cercato le mani del muro senza riuscirci. Dunque 17 pari, distacco annullato dopo questo errore di Valentina Borrelli. Punto
Punto Iesi di Erin Aldrich, quindi sorpasso nel giro di pochissimi palloni. Sorpasso di Iesi, 18-17. Ancora la battuta di Giulia Borgogelli su De Gennaro, riceve bene da linea per Borrelli, il suo attacco potente, arriva però bene Togut, ma la palla è ora nelle mani di Arimattei che sfrutta il muro avversario e porta avanti di 2 punti la Minetti Infoplus nei confronti della Minetti Infoplus Vicenza, che è costretta ora con il suo allenatore Manu Benelli a chiamare time out, quindi 19-17 conduce Iesi su Vicenza. Servizio ancora nelle mani di Giulia Borgogelli, stiamo assistendo alla partita tra la Monteschiavo Banca Marche Iesi e la Minetti Infoplus Vicenza, gara valida per la 21esima giornata Findomestic Volley Cup 2005-2006, quindi penultima della regular season. Poi ci saranno i playoff ai quali entrambe le squadre parteciperanno. Iesi probabilmente con il quinto posto e altrettanto ma per il sesto per quanto riguarda Vicenza, che ora conquista questo punto che la riporta a sole due lunghezze di distanza dalla Monteschiavo Banca Marche Iesi, che è avanti con il punteggio di 20-18 e 2-7-1. I 2 set vinti da Iesi sono stati i primi 2, il terzo invece è stato appannaggio delle ragazze di Manu Benelli, la squadra vicentina, che è riuscita a strappare il terzo set con il punteggio di 27-25 ed ora insegue la compagine marchigiana ad un solo punto di distanza. 2 in questo momento grazie all'attacco in diagonale di Sofia Arimattei. 21 Iesi, 19 Vicenza. E ad entrare vediamo il cambio tra Erin Aldrich e Marcella Ricelova, che entrerà proprio in battuta, cercando di mettere in difficoltà il sistema di ricezione avversario. Tutto è pronto, l'arbitro fischia e la palla partirà ora dalle mani di Ricelova, riceve De Gennaro da linea per Skowronska, attacco molto bello questo di Katarzyna Skowronska, chiamata forse poco in causa da Ligna in questo set. 21-20 conduce Iesi. Borrelli riceve Arimattei, bene Marinova per il primo tempo di Petkova, palla però che è ancora nel campo iesino, ci riprova Iesi con Arimattei e ci riesce, mani fuori, un altro mani fuori bellissimo di Sofia Arimattei, che dopo un momento un po' di appannamento sta giocando veramente su ottimi livelli e mette a segno punti importanti per la sua squadra. 22 Iesi, 20 Vicenza. Marinova, Borrelli da linea per Skowronska, murata ma difende De Gennaro, ancora da linea per la fast anzi per la palla spinta di Takahashi, che però non riesce a centrare il rettangolo di gioco. Dunque Iesi allunga ancora, va a +3, 23 Iesi, 20 Vicenza. Ultima chance questa per la squadra di Benelli di riagganciare le avversarie. Vediamo, difesa ottima di Arimattei sull'attacco di Takahashi, che ora ci riprova ma difende Marinova. La palla nelle mani di Petkova, lì dietro per Togut, il suo attacco difeso però tenuto molto bene da linea. Poi De Gennaro per l'attacco completamente errato di Kasia Skowronska, che si mette le mani nei capelli, si dispera. Errore che proprio non ci voleva per Vicenza, che ora ha praticamente consegnato la vittoria del set nelle mani di Iesi, che ha 4 palle match. E basta, anzi no, palla giudicata toccata dal muro, anche se il segnalino aveva segnalato diversamente, ma l'arbitro non ha dubbi, la palla è stata toccata, dunque il punto è per la squadra di Benelli. 21 Vicenza, 24 Iesi, quarto set. Zilio Marinova per Petkova, a segno Petkova, che mette così a terra il 25esimo punto del set, che significa vittoria per Iesi, vittoria per la Monteschiavo Banca Marche Iesi contro la Minetti Infoplus Vicenza. Punteggio di 3-7-1 nei confronti di Iesi, 25-23, 25-23, 25-27 e 25-20. Tanta amarezza per questa sconfitta, perché penso lo si possa dire, ci siamo mangiati questa gara, erano tante le assenze dall'altra parte, nonostante tutto il rispetto che
che si può avere per questa grande squadra, ma probabilmente dovevamo portarci a casa i 3 punti e invece non siamo riuscite. Abbiamo espresso un gioco non molto buono, molte pecche, non siamo riusciti a finalizzare, purtroppo è finito 3-1. Sicuramente c'è l'amarezza di almeno non essere andati al tie break dopo essere stati sotto 2-0. I primi 2 set non ci abbiamo creduto abbastanza, abbiamo sbagliato noi e anche il terzo e il quarto, qualche errore di troppo e non abbiamo approfittato sicuramente che di là mancavano 2 giocatrici come la Kilic e la Mirkova. È stata una gara che abbiamo affrontato un po' non bene, non abbiamo approfittato di Kilic che mancava e anche di Ivkova e secondo me abbiamo sbagliato molto rispetto al nostro solito. Anche loro hanno avuto degli alti bassi, però alla fine sono riuscite a chiudere il set in momenti importanti. Noi invece abbiamo sprecato palloni facili e a volte con errori banali. Peccato, stasera era una bella occasione da sfruttare, invece non siamo state brave a coglierla. Non so cosa dire perché non mi riconosco tanto nella squadra che è andata in campo stasera e me stessa, insomma, come mi sono presentata oggi. Speriamo di far meglio contro Bergamo perché così penso che sia triste per tutti giocare. Partita non sono molto contenta di come abbiamo giocato, credo che potevamo fare sicuramente qualcosa di più, potevamo portare a casa qualche punto, questo direi veramente che forse è la prima partita del girone di ritorno dove penso e sento di aver lasciato dei punti per strada. Forse la chiave non abbiamo ricevuto benissimo o al limite con la precisione che siamo abituate noi. Dall'Igna è andata un po' in difficoltà, abbiamo fatto fatica a giocare coi centrali e questo ha fatto fatica. In più secondo me volevamo, quando abbiamo visto che non giocava la Kilic e la Mivkova, forse l'abbiamo un po', no, non presa sotto campo, anzi forse abbiamo avuto troppe aspettative di voler vincere a tutti i costi e non siamo entrate lucide. Credo che oggi quello che ci è mancato è proprio stata la lucidità tattica che invece abbiamo avuto nelle ultime partite. Le avevo viste molto bene in allenamento, le ragazze in settimana, sul campo non ho rivisto quello che avevo visto in settimana, però adesso andiamo a giocare contro Bergamo, ripeto, sono partite dove non abbiamo niente da perdere, vorrei almeno vedere sul campo la voglia di mordere la rete, insomma, ecco, tutto qui. Vediamo i risultati della 10ª giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile. Radio 105 Foppa Pedretti Bergamo, Scavolini Pesaro 1-3, Sant'Orsola Asistel Novara, Despar Perugia 0-3, Monteschiavo Banca Marche Iesi, Minetti Info Plus Vicenza 3-1, Tecnomec Europa Systems Forlì, Primedea.com Tortolì 3-0, Meggius Volley Padova, Big Mat Caracol Chieri 3-2, Original Marine Sarzano Alfieri Volley Santeramo 2-3. La classifica di Serie A1 femminile. Passa in testa la Scavolini Pesaro con 52 punti, seguita dal Sant'Orsola Asistel Novara 51, Foppa Pedretti Bergamo 49, Despar Perugia 45, Monteschiavo Iesi 43, Big Mat Caracol Chieri 33, Minetti Info Plus Vicenza 30, Alfieri Volley Santeramo e Meggius Padova 21, Tecnomec Forlì 18, Original Marine Sarzano 12, Primedea.com Tortolì 3 punti. Vicenza Più, il Giochi di una volta. Un'originale idea regalo. Un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di €12. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15.